Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo in diretta dallo stadio Salvatore Favazza di Terrasini in provincia di Palermo, l'atto finale della Coppa Italia di questa 2 giorni riservata all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Si affrontano Bari e Palermo in tenuta fucsia, Bari in tenuta a strisce bianco-rosse. Ultimo atto perché le semifinali della giornata di sabato ci hanno detto che Bari ha trionfato su Foggia per 3-2, Palermo invece ha superato Salerno 1-0, Salerno che fino a pochi minuti fa ha perso la finale per il terzo posto, ha trionfato Foggia per 3-1, dunque Foggia che si prende, per dire così, la medaglia di bronzo. Adesso quella d'oro, il gradino più alto del podio, se lo contenderanno Palermo e Bari, con Bari che ha faticato di più, dato che ha subito 2 gol da parte di Foggia, in compenso ne ha fatti 3 di gol. C'è stata sofferenza anche per Palermo, che ha vinto a circa 10 minuti dalla fine la semifinale contro Salerno. Bel clima questa mattina a Terrasini, estate che si fa sempre più vicina, con le due squadre pronte a partire. Ci sono ben 26 gradi, temperatura abbastanza ideale per giocare a calcio. 2 tempi da 45 minuti ciascuno, ovviamente, e tutti comodi perché è iniziata questa finale di Coppa Italia tra Palermo e Bari, con Palermo che ha a disposizione Scalici, Favatella, Guerriero, Arlotta, Butticè, Pagano, Anello, Seminerio, Tortorici, Parisi, Maltese, Ferrara, Vitrano, Caruso, Gagliano, Vassallo, Calabria, Ferrara, Saverino, Genovese, Muscolino e Campagna. Vedremo nel corso della partita come si alterneranno i convocati per questo match. Per quanto riguarda la squadra, la rappresentativa di Palermo in tenuta fucsia, il Bari invece risponde con i suoi uomini, che adesso sono chiamati a difendere questa offensiva da parte di Palermo, con il tap-in verso la porta centrale. La posizione, c'è però l'irregolarità, c'è la bandierina alzata fuori gioco, e allora semplice calcio di punizione per Bari, con Bisceglie, Bonerba, Cioce, Coratella, De Biase, Facchini, Filograno, Fino, Gigante, Marasciulo, Montinari, Napoletano, Pirolo, Raimo, Ranieri e Regalino. Questi uomini di Pasquale Loseto, ex giocatore del Bari, tanti anni fa, più di 100 presenze tra gli anni 60 e gli anni 70. Protagonista anche con le maglie di Pescara e Lecce. Da giocatore questo, il Bari lo ha allenato anche nelle giovanili per ben 14 anni, dal 1980 al 1994, poi altre 2 avventure con le prime squadre di Battipaiese e Necattaro.
È proprio Bari che si fa vedere in proiezione offensiva con questo diagonale in porta di Michele Raimo che porta in vantaggio i biancorossi. Un'azione manovrata dalla sinistra, il servizio di Filograno per Raimo. È partita che si sblocca al terzo minuto, 1-0 per Bari che così segna il suo quarto gol nel corso della sua rassegna qui a Terrasini in questo fine settimana. Iniziano male invece le cose per Palermo, prima squadra ad averci provato, ma il primo tiro in porta di Bari si è insaccato dentro la porta di Palermo. Dunque il gol di Raimo al terzo minuto. Vedremo adesso la reazione di Palermo, anche come continuerà a giocare Bari. Prima vi abbiamo proposto la finale per il terzo e quarto piazzamento in questa competizione, quella della Coppa Italia, dove i ritmi erano decisamente più bassi. Qui il tiro in fuorigioco di Gigante. In questo match invece la posta in palio è decisamente più alta perché ci si gioca tutto, ci si gioca la Coppa Italia, ci si giocherà ancora di più nel corso del pomeriggio nella finale scudetto tra Bergamo e Catania. Non si giocherà invece la finale per il terzo e il quarto posto tra Benevento e Napoli, perché Benevento è sempre più decisa a non disputarla. Avremo la conferma definitiva dopo l'ora di pranzo e dunque ci sarà questo break prima dell'atto finale di questa 2 giorni, con appunto la sfida tra Bergamo e Catania. Bergamo che ha superato Benevento 5-0, Catania invece che ha superato Napoli 2-1 ai tempi supplementari, con Napoli che ha resistito fino alla fine in doppia inferiorità numerica, ben 9 uomini in campo. Tra l'altro era riuscita anche a pareggiare momentaneamente, poi Catania ha segnato il gol decisivo nei tempi supplementari. Qui ci prova Bari con questo traversone che si spegne nelle sue possibilità di rendersi offensivo verso la porta della rappresentativa di Palermo, che in un certo senso ospita i match di oggi e di quelli che si sono disputati nella giornata di sabato. Ieri pausa per tutti, oggi si riprende con le partite più decisive di tutte quante, seppur essendo oggi un giorno di festa, la festa della Repubblica. Calcio di punizione per Palermo. Due in barriera per Fino, che è il portiere titolare, classe 68.
la punizione di Arlotta, pallone che scorre in mezzo, il tap-in decisivo non c'è. Fino in fondo lo scorrimento del pallone, poi Palermo ha commesso fallo in attacco. Allora tutto stoppato dal fischio dell'arbitro. Una speranza che si stava alimentando piano piano, poi se commetti fallo tutto finisce. Calabria, retro passaggio. Un attimo rischioso per il team in maglia fucsia. Liscio pericoloso di Marasciulo. Altro fischio da parte dell'arbitro. Partita che si sta rivelando un po' spezzettata per questi ormai 9 minuti. Con Bari abbastanza decisa. Molto buono l'approccio della squadra di Pasquale Loseto. Si combatte tanto in mezzo al campo. Ultimo tocco qui di Maltese da terra. C'è stata tanta tensione per quanto riguarda l'arbitraggio nella sfida tra Napoli e Catania. Solo per le 2 espulsioni in casa partenopea. Tra l'altro in mezzo ai tempi supplementari, quindi nel mini intervallo, tanta confusione, tanti cartellini gialli anche, pur essendo una match amatoriale, eppure se ne sono date di santa ragione per pur decisioni discutibili a volte e non. Qui è andata a terra Capitan Bisceglie in casa Bari, le classi 81, età anagrafiche che non fanno differenza. Avevamo citato prima il portiere di Bari, Nicola Fino, classe 68. Ha anche la sua esperienza Fabrizio Facchini, per esempio, classe 69, sempre lato Bari. Nessuno nato oltre il 2000. Intanto questo calcio d'angolo per i biancorossi con il colpo di testa di Filograno. Difficile centrare la porta data la sua posizione del corpo e non. Recupero di Napoletano, il pallone non passa, adesso lo recupera Bisceglie. Il servizio per Raimo, l'autore del gol, stavolta cerca di mettere l'assist in mezzo. Ci sono soltanto maglie fucsia che recuperano nel cuore dell'area di rigore. Risponde Palermo con Maltese, passaggio buttato fuori. Se Bari non ha giocatori nati oltre il 2000 o del 2000, Palermo invece ne ha, in particolare 2, Anello e Seminerio, coloro i quali che hanno deciso la sfida contro Salerno. Seminerio ha messo l'assist per Anello, che sotto porta non ha potuto sbagliare, un servizio basso dall'out di destra di Seminerio. Anello da 0 metri non ha fallito nel battere il portiere avversario.
Palermo però si trova sotto, dato il gol di Raimo al terzo minuto. Qui gestisce questo pallone in difesa con Butice. Il recupero di Bari per un pallone perso da parte di Palermo. Bonerva gira, giocatore a terra, c'è fallo per l'arbitro, calcio di punizione. Nel corso delle partite disputate qui al Favazza, anche una presenza di pubblico seppur minima, famiglie più che altro, bambini, approfittando anche di quella che è Terrasini e la sua posizione geografica, diciamo così, vicino al mare, approfittando anche del bel tempo. Quindi per rilassarsi e godersi anche un po' di calcio, specialmente il calcio di chi è in campo tra i propri cari, da poter seguire e supportare. Rimessa laterale per Palermo. Vassallo va a raccogliere il pallone, a battere, riceve Maltese, poi sventagliato dall'altro lato. Il cross in mezzo, si cerca la testa di Muscolino, la riprende Bari, o almeno cerca di farlo con Raimo. Se ne stava per andare Maltese lungo la fascia, poi il fischio dell'arbitro. In seguito alla caduta di Napoletano c'è soltanto fallo laterale per Bari. Impreciso qui il servizio di Capitan Bisceglie. È finita fuori. Ci è mancato poco a mantenerla in campo. Adesso Vassallo finisce giù. Nuovo intervento falloso di Raimo e punizione Palermo. Batterà Andrea Favatella, lui che è il capitano di Palermo, classe 76. Battuta corta e uno schema. Verso la linea di fondo c'è il passaggio di tacco che non premia nessuno. Altro calcio di punizione per Palermo. La battuta di Arlotta, stavolta rifiutato lo schema, retropassaggio di testa a Fino, che chiede ai suoi di salire. Filograno, cambio di gioco, colpo di testa di Raimo, è abbastanza leggibile per Scalici, il portiere di Palermo. Legge la situazione qui Marasciulo. Adesso Bonerva direttamente sulle gambe di Gigante. Possesso rimane a favore del Bari. Lo stesso Gigante prova a far correre in fascia Pirolo. Pallone troppo lungo. Si ripartirà da una semplice rimessa dal fondo da parte di Palermo. 18esimo, 1-0 Bari. Lo ricordiamo, ha segnato Raimo al terzo minuto.
Palermo sta cercando in qualche modo di rispondere, ci sono state un paio di situazioni. Palermo ha cercato anche di sfruttare qualche calcio di punizione senza ottenere particolari successi. La partita rimane lunga. Si giocherà fino al 90° nei tempi regolamentari in caso di parità, tempi supplementari, poi eventuali rigori. Il controllo di Buttice sotto la supervisione di Raimo, che è sempre lì pronto a essere presente, a volerne approfittare. Chiude fuori Bonerba, nuova rimessa per Palermo, che subito si fa vedere dalle parti di Fino. Invece no, è direttamente il calcio d'angolo. Schema dalla bandierina, cross basso, il tacco provato dal centro dell'area, murato in maniera istantanea. Colpo provato da Anello, che adesso viene cercato in scivolata. L'intervento di Fabrizio Facchini, rimessa laterale battuta subito. Muscolino cerca di evitare l'avversario che si è messo davanti a lui. Bonerba in angolo a chiudere. Se ne stava andando Muscolino, poi Bonerba si è messo davanti con il corpo e ha fatto protezione. Palermo resta però ad attaccare. Nuovo angolo. Lo schema non sembra esserci stavolta. Il pallone è diretto sul primo palo, allontanato di testa. Raimo scivola anche, ma per sua fortuna ci sono i compagni che alimentano l'azione. Ci pensa Pirolo ad avanzare, c'è il fallo su Vassallo. Qualche parola di stanza tra i due, con l'arbitro che dice aspettate un attimo, dobbiamo chiarirci. Richiamati Pirolo e Favatella, anche Vassallo lì. Favatella più che altro fa da pacere con Vassallo e Pirolo a essere i protagonisti del dialogo. L'arbitro va a richiamare anche Raimo perché stava un po' boicottando la battuta. L'arbitro dice a Raimo: pensa a giocare. Soprattutto in questo momento della partita, anche se manca tanto, Bari non si può permettere di rischiare colui che ha segnato in questa partita, ha dimostrato di saper lottare nei palloni sporchi, quando c'è da correre, quando c'è da sacrificarsi per la squadra. Facchini la alza Bisceglie, servizio lunghissimo per Filograno. Lui e Raimo a condividere l'attacco in maglia biancorossa. Ormai raggiunta la prima fetta di questo primo tempo. Raimo insegue il pallone,
si lamenta un colpo irregolare con la mano. Anello la mette giù, ancora intervento in scivolata di Facchini, in 2 a terra, stavolta c'è il fallo commesso da Arlotta, proprio Bisceglie a subirlo. Bisceglie si chiarisce con Favatella, a dialogo i due capitani. La battuta della punizione di testa, la chiusura di Fabio Campagna. Ancora Bari, squadra che ha il controllo per la maggior parte del tempo trascorso. Marasciulo si gioca sullo stretto, Palermo non riparte e allora servizio per Raimo, contrasto con Vassallo. Basta che te l'ho pure a penna, te lo pensi di E gioco che si ferma. Cooling break, essendo a metà di questo primo tempo, con Bari sempre in vantaggio 1-0. Si riprende a giocare con la rimessa dal fondo per Palermo, che decide subito di andare sulle corsie laterali. Arlotta sterza, il passaggio in profondità per la corsa di Maltese che supera anche il portiere e pareggia per Palermo. Il gol di Maltese al 27esimo, 1-1. Un'azione rapida subito dopo il cooling break, arrivata con pochi passaggi a protesta fino con l'arbitro dedica in tribuna per Maltese e Palermo che pareggia. Colto di sorpresa Fino assieme ai suoi
situazione che ritorna come nel principio, in parità. Pallone alzato dallo stesso maltese che non smette di lottare. Ultimo tocco però il suo, rimessa per Bari di testa. Il colpo per favorire Anello, poi Vassallo la butta fuori perché c'è un giocatore di Bari a terra. Fair play da parte di Palermo con Raimo ad aver subito un colpo. Adesso Napoletano batte la rimessa, ma di consegna per Palermo. Rientra sul destro al Lotta e c'è il giallo, il primo della partita per l'autore del fallo, Bisceglie. Punizione interessantissima per Palermo, più centrale la posizione rispetto a quelle conquistate minuti fa. Si mettono d'accordo Favatella e Maltese, va Maltese a battere l'autore del gol del pareggio al 27esimo. Barriera folta per Fino e Bari, soltanto Maltese alla battuta. Va Maltese a giro, Fino in due tempi. Sempre difficile fare gol in questo modo, però può sempre capitare di farli. Maltese la liscia di testa stavolta, e allora c'è questo passaggio con annesse lamentele da parte della linea difensiva di Bari. Nel servizio a vuoto quello di Dario Regalino. Di testa Muscolino, il rinvio di Fino prolungato da Bisceglie. Il pallone di nuovo di Palermo con Vassallo che si prende l'ennesimo calcio di punizione per Palermo di questo primo tempo. Batte Favatella questa volta. Nulla di fatto sugli sviluppi di questo calcio di punizione. Allora possesso Bari con Bisceglie, tanti tocchi favoriscono poi questo lancio, pallone preso da Scalici con Raimo sempre lì. Favatella per Vassallo.
Lancio profondo di testa, il colpo di Regalino, subito Bari, Filograno, pallone largo per il controllo di Napoletano, finisce giù senza fallo, non c'è il fischio dell'arbitro e allora il servizio lungo la fascia di Vassallo, la corsa di Anello avanti la classe 2000 che poi prova nella proposta verso il centro, tocco di Bisceglie, l'arbitro ferma tutto. Ricordiamo che Bisceglie è stato ammonito il primo giallo estratto dall'arbitro in questa partita. Pallone lungo di testa, il colpo di Buttice, Bisceglie di testa la colpisce anche Campagna. Bari può giocare con Gigante, giro palla in difesa con qualche marcatura di troppo da parte di Palermo che sale, soprattutto con Muscolino che fino ad ora non si è visto tantissimo. Rimessa, batte Vassallo, un po' di trattenute su Anello, se la porta fuori, poi piccolo scontro con Facchini. Palla piena nel contrasto, poi Napoletano allunga la gamba nei confronti di Anello che non è contentissimo della scelta fatta dal proprio avversario, ne discute anche con l'arbitro, tant'è che Anello viene richiamato da Capitan Favatella. L'intenzione è chiara, quella di calmarsi un attimo, perché ne vale il proseguimento di questa partita. Proposta al centro, spallate in mezzo al campo, ne viene fuori Napoletano, anche in questo caso palla 2, Vassallo la lancia fuori. 10 più recupero alla fine del primo tempo. Araimo ha risposto Maltese nel tabellino marcatori. Regalino, il recupero di Pirolo, finisce a terra, si prende il calcio di punizione, il classe 99, il più giovane in campo, lato Bari. Batte Regalino questa punizione, parte con il destro, Fitto verso il centro dell'area, pallone che rimbalza più volte, deve gestirlo Calabria, lo va a buttare fuori. Esattamente dietro la panchina di Bari. Rimessa laterale, Raimo se la va a prendere, la perde subito, Palermo però non riesce a farla passare, lamenta un fallo maltese, la recupera Bari con una triangolazione che non vede Gigante nel completare il giro. Scalici, Anello, non passa lo stesso Vassallo data la marcatura di Filograno in anticipo, il colpo a mettere di fatto fuori questo pallone con Regalino che lascia la rimessa laterale.
a Facchini, spinta di Raimo, vistosa su Arlotta, punizione Palermo. A volte ci sono questi gesti provocatori. Colpo di testa di Maltese, scivolata a vuoto nel tentativo di recuperare palla. Raimo lotta a 3 avversari davanti, Buttice al solito nel chiudere le possibilità alla squadra avversaria. La rimessa battuta da Bari, cross in mezzo, si cerca Filograno in area di rigore, nuova opportunità con il cross al centro di Facchini, la presa di Scalici. Il rinvio della classe 88. Mette giù Bari, o almeno ci prova con Marasciulo. Pallone che si perde fuori. Pallone dritto per Filograno. La riprende Palermo con un po' di spazio lì sulla sinistra. Vassallo, poi il servizio tentato da Arlotta verso Anello, non funziona. Napoletano si cercava Filograno, adesso Raimo di testa, prima Vassallo. Nuovo tentativo biancorosso con Napoletano. Raimo, 3 in mezzo in quella zona. Il recupero, palla al piede di Maltese, ma Regalino si è fatto male perché ha preso una bella pallonata. Poco prima si chiede l'aiuto dalla panchina anche di Palermo. Con il classe 86 a terra si chiede l'aiuto anche dei volontari della Croce Rossa. Ricordiamo che c'è la presenza da parte loro, perché pur essendo una manifestazione amatoriale si gioca sempre a calcio, o comunque si disputa uno sport in cui possono accadere cose anche e purtroppo spiacevoli. Non è questo il caso, perché Regalino sta ritrovando positività, ha preso un po' d'aria, ha fatto qualche esercizio di minima riabilitazione dal colpo che ha ricevuto. Tutto a posto dunque, e per fortuna. Per regolamento deve lasciare il campo per poco, tra poco rientrerà. Gioco ancora fermo perché
C'è un giocatore di Bari, nello specifico Raimo, che si sta allacciando gli scarpini. Palermo ne approfitta per parlare. Soprattutto Campania e Calabria a dialogo. Si riprende Raimo dai suoi lacci degli scarpini. Possesso Palermo quando manca sempre meno alla fine di questo primo tempo. Ha saltato Muscolino, calcio di punizione. Lui che non ha il numero sulla propria maglia. Di solito nelle competizioni ufficiali queste situazioni causano multe alle società, perché poi gli arbitri lo mettono a referto. Non è questo il caso. Punizione, battuta larga da Maltese. È rimessa dal fondo battuta da Fino. Vedremo quanto recupero ci sarà. Potremmo ipotizzare 3 minuti, considerando cooling break, Regalino che ha avuto il proprio tempo per riprendersi dopo una pallonata altezza petto. Ci sono stati anche 2 gol, uno per parte. Vedremo. Anello a modo di lasciarla lì per un Muscolino. Regalino addosso ad Arlotta, la riprende, la rilancia cercando Facchini. È rimessa Bari. Di testa il colpo di Favatella, però il pallone è per Bisceglie che gira adesso. Gigante prova a trovare qualcuno. Ferrara la riesce a mantenere in campo, ma il recupero si esaurisce praticamente adesso con il primo tempo che si conclude qui 1-1 tra Palermo e Bari. Il gol di Raimo al terzo, il pareggio di Maltese al 27esimo. Partita tutto sommato piacevole, non tantissime chance da una parte e dall'altra, però ci si contende lo stesso. È comunque una Coppa Italia per quanto riguarda questa manifestazione riservata all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta dal Favazza per il secondo tempo. È stata una stagione importante, una stagione dove Athletic ha raggiunto gli obiettivi che si era prefisso a inizio anno, quello di eccellere nel futsal e nel calcio. Credo che, non ho fatto indagini, però credo di poter dire che sicuramente a livello regionale, ma probabilmente anche a livello nazionale, sia un record, cioè un triplete di squadre seniores
perché poi se vogliamo farla completa c'è l'Under 19 di calcio a 11 che con il grande mister Pippo D'Angelo ha vinto pure loro il titolo regionale, quindi diciamo che 4 titoli in un anno raramente si è visto, 3 titoli di prime squadre e squadre seniores, credo che in Italia non sia mai stato. Athletic quest'anno ha fatto bene, merito di una grandissima società, di una grande progettualità. Nel futsal tutto parte nel 2023 quando vengo contattato da Michele Lovalvo e Gaetano Conte e mi sono rimesso in gioco anche se ero fuori da diversi anni. Non è stato facile perché bisogna rimodularsi col futsal moderno. Ho messo la mia esperienza di campionati di alti livelli, però il merito è tutto e non sono assolutamente così, non faccio complimenti tanto per farli, il merito è dello staff che è stato incredibile. Mister Miosi, preparatore atletico Brandi, preparatore portieri Romeo, i dirigenti tutti, non li cito tutti perché sono veramente tanti, hanno dato una mano incredibile, sono stati per me motivo di orgoglio e motivo anche di stimolo, perché nei momenti in cui durante la stagione magari ti vengono un pochino meno le forze, un pochino meno la voglia, vedere quella gran voglia che avevano loro, quella dedizione incredibile ai giocatori che hanno messo tutto l'anno, sono stati per me gli stimoli di non mollare, ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine abbiamo vinto. Rammarici? Ma se c'è qualche rammarico non avere vinto la Coppa Italia, la Coppa Italia è venuta in un momento in cui la squadra non stava bene, è stato in un momento sbagliato. Questo ci deve ricordare che vincere non è mai facile, perché vincere è difficile, si devono anellare tutte le caselle al loro posto, tutte al momento giusto. La femminile, che dire, ragazze eccezionali, mister Lo Piccolo è riuscito a adattarsi a un mondo non suo, che è diventato oramai prepotentemente suo, con l'aiuto di Luca, di Rossella, di Rita, dirigenti incredibili, Luca assolutamente suo fido scudiero, ma ragazzi eccezionali che hanno dominato tutto il campionato siciliano, hanno dominato pure una buona parte della Coppa Italia nazionale, sono arrivati a un passo dalla finale nazionale, ragazze eccezionali che meritano ben altri palcoscenici. Questi Athletic, noi del futsal abbiamo messo la nostra parte, adesso aspettiamo che ci dica cosa fare la proprietà per progettare un'altra bella stagione. Riccardo Romeo si allontana per modo di dire da Athletic, cioè il suo impegno viene meno per qualche mese perché sua moglie è in dolce attesa, preferisce dedicarsi alla famiglia come il lavoro viene davanti a tutto, quindi si fa un leggero passo indietro, ma sa bene che appena ci sarà la lieta notizia della nascita del suo secondo figlio, rientrerà alla grande in Athletic, ma un'assenza viene colmata da un'assenza di una persona, grande persona, viene colmata da un'altra grande persona e grande professionista. Entra con noi Piero Marsala, che ha collaborato con me a Bagheria, a Sant'Isidoro, sia nel calcio che nel calcio al 5. Piero è una persona incredibilmente preparata, tra altre cose con un grandissimo rapporto con Riccardo, per cui il passaggio di consegne sarà assolutamente indolore. E chissà, magari vediamo, perché il mio obiettivo, prima di pensare all'organico, e ci stiamo pensando, è rafforzare lo staff. Tutti sanno l'amicizia che mi lega a Riccardo Scardina, tutti sanno l'amicizia che mi lega a Marco Mineo, li sto cercando di coinvolgere nel progetto Athletic, vediamo se riesco a convolgerli bene, sarò più forte come staff e per me lo staff non è altro che l'architrave di un progetto di qualunque tipo. Poi i giocatori si possono prendere più o meno forti, le stagioni si possono più o meno fare bene, ma quando c'hai uno staff forte come l'ho avuto io quest'anno e come spero con De Puntelli lo avrò ulteriormente il prossimo anno, si potrà fare bene pure in Serie B. Cominciamo dalla femminile perché la mia menzione va a Totò e Luca Lo Piccolo, che sono riusciti a dare a questa squadra un'identità incredibile, a ragazze già di sé molto forti, sono riusciti è riuscito a plasmarle e a farle diventare una squadra fortissima. Quest'anno ho ricevuto i complimenti da tutte le squadre nazionali che abbiamo incontrato, dal presidente nazionale Castiglia, era un piacere vederle giocare. E è giusto che debba anche citare
Rossella Di Maggio, grandissima, grandissima Rossella, che è stata veramente il trade union tra la proprietà, la direzione generale e la squadra. A Rossella vanno già fatto di persona, mi fa piacere dirlo pubblicamente, i complimenti di essere stata incredibile nel tenere questa squadra composta fino all'obiettivo finale, che è stata la vittoria da gira del campionato regionale. Maschile sono due momenti topici della stagione. Il primo, quando tra novembre e dicembre perdiamo metà squadra, o perlomeno dei leader importanti come Barcellona, Sanchez, Tubè, Nilmar, per infortunio o squalifiche. Sanchez, spagnolo incredibile, un ragazzo incredibile che purtroppo non ha potuto dimostrare quanto vale per un infortunio importante al ginocchio. Perdendo Tuvè, Nilmar, Barcellona e Sanchez, ripeto, per svariati motivi, qualunque squadra sarebbe crollata. Là lo staff è stato importante, là i ragazzi sono stati incredibili, che sono rimasti incollati a Palermo Calcio a 5. Quando è passata un po' la buriana, poi siamo venuti fuori nel girone di ritorno. Il secondo punto è stato una grandissima società che mi ha permesso, nel mercato di riparazione, come viene chiamato comunemente, tra dicembre e gennaio, di rinforzare la squadra proprio nei ruoli dove abbiamo avuto problemi per quelle defezioni di cui parlavo. E quindi arriva Nivaldo, giocatore incredibile della 1 polacca, arriva Orlando, incredibile il ragazzo proveniente dal Villaura, arriva Saviano dal Palermo Calcio a 5, arrivano Baucini e Pitarresi svincolati dal 3M. Capisci bene che è una società che prende 5 persone in un mercato di riparazione, ripeto, abbiamo cambiato volta alla squadra, siamo riusciti a colmare quelle lacune che per gli infortuni avevano creato nel girone d'andata. Questi due momenti per me sono stati momenti topici della stagione e che poi hanno creato quell'incredibile filotto di risultati, 15 vittorie e un pareggio su 16 partite, che hanno portato alla vittoria finale. Atletic nel 2023 mi chiama: Rosario, vogliamo un settore futsal importante. Importante che significa? Significa che devi mirare a vincere, poi non sempre si può vincere perché la palla è rotonda e perché, come dicevo prima, per vincere tutti i tasselli devono andare al loro posto tutti insieme e non è facile. Ripetersi è ancora più difficile e noi ci proviamo il prossimo anno, non diciamo da neopromosse sia nel girone B che nel girone, chiedo scusa, sia nel femminile che nel maschile. Non abbiamo progettato una squadra per fare il doppio salto di categoria, però la società è Athletic, noi dobbiamo fare bene perché abbiamo un nome alle spalle, un prestigio importante, una società conosciuta su tutto il settore nazionale, si sta organizzando e strutturando a livello dirigenziale in maniera importante e quindi, ricordandoci che siamo Athletic, dobbiamo portare avanti questo progetto. Dove possiamo arrivare, Francesco, non lo so che la voglia è tanta, la società dietro ci dà sempre carta bianca, questa fiducia del presidente Conte ci responsabilizza in maniera importante perché dobbiamo ripagare questa fiducia con i risultati, per cui il detto vincere aiuta a vincere assolutamente sì.
Si riparte al Salvatore Favazza di Terrasini, secondo tempo di Palermo-Bari, finale per quanto riguarda la Coppa Italia di questa manifestazione riservata all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha avuto inizio venerdì, sabato, e oggi ha la sua giornata conclusiva con le sfide decisive, le finali. 1-1 il risultato. Bari si era portata in vantaggio dopo 3 minuti grazie a Raimo, poi Maltese ha pareggiato la situazione al 27esimo. Sfida che rimane equilibrata. Prima ci ha provato un po' di più Bari, poi è venuta fuori Palermo. Ancora c'è una squadra che deve prendere seriamente le redini di questa partita. Gigante, lancio lungo verso Raimo, c'è fallo su Raimo, l'autore del gol di Bari. Bari in tenuta biancorossa, Palermo in tenuta fucsia. C'è stato l'intervento da parte dei volontari della Croce Rossa anche nel primo tempo. Adesso spray verso il polpaccio destro di Raimo. Qualche intervento particolare per lui. Palermo che si è presentata con Scalici, Favatella, Arlotta, Butticè, Anello, Maltese, Vassallo, Calabria, Ferrara, Muscolini e Campagna come giocatori titolari. A disposizione Guerriero, Pagano, Seminerio, Tortorici, Parisi, Ferrara, Vitrano, Caruso, Saverino, Genovese, con Alessandro Tortorici, allenatore e giocatore. Ha risposto Bari con Fino in porta, poi Bisceglie, Bonerba, Facchini, Filograno, Gigante, Marasciulo, Napoletano, Pirolo, Raimo e Regalino. A disposizione Cioce, Coratella, De Biase, Montinari e Ranieri. L'allenatore è Pasquale Loseto. Altro giocatore a terra, stavolta siamo più lontani rispetto alla porta, che Bari proverà ad attaccare nel corso di questa ripresa per riportarsi in vantaggio. In caso di parità, lo ricordiamo, tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, calci di rigore, perché comunque si deve assegnare il titolo della Coppa Italia e quindi per forza una delle due squadre deve trionfare con l'esito della vittoria. Il pareggio non può favorire nessuna delle due, anche perché tutti i match di questa manifestazione si stanno giocando su un campo neutro, il campo che ospita
le partite. È il Salvatore Favazza di Terrasini, siamo nella provincia di Palermo, in Sicilia. Passaggio provato da Bisceglie, ammonito nel primo tempo. Un paio di decisioni arbitrali hanno fatto discutere i giocatori in campo. Ci sono state anche segnalazioni di fuorigioco. Con Palermo che si è fatta trovare oltre la linea dei difensori. Sponda provata da Arlotta, rimessa laterale guadagnata da Palermo. Muscolino non riesce a mettere giù perché c'è il recupero di Napoletano, si mette in mezzo Favatella toccando il pallone, ritorna però questo da Bonerva. Pirolo, il giro palla del team in biancorosso, arriva addirittura da Nicola Fino in porta. Regalino la butta di fatto fuori. Rimessa Palermo. Il clima non è cambiato dall'inizio della partita. Giornata abbastanza serena. Cielo molto limpido. Qualche nuvola, ma nulla di che. A inizio match i gradi erano 26, sono rimasti 26. Leggero abbassamento delle temperature nel corso del pomeriggio. A fine manifestazione si dovrebbe arrivare ai 23 gradi. Poco cambia. Regalino ancora impreciso. L'arbitro interrompe un attimo il gioco perché Maltese non è al meglio. Fa un minimo di stretching, c'è un cartellino rosso. Per l'allenatore di Bari, Pasquale Loseto, incredulo della decisione dell'arbitro. Mi deve dire che cosa ho fatto. Queste le parole di Loseto verso l'arbitro. Molto arrabbiato. Parlavamo un po' del suo percorso da giocatore nel corso del primo tempo, lui che è stato difensore del Bari, adesso sta alzando i toni, anche il livello delle parole utilizzate. Ha giocato con la maglia del Bari per quasi 10 anni, 9 stagioni, 129 presenze. Ha giocato in Serie B. Giallo in questa situazione. Arriva anche un cambio in casa Palermo.
Esce Ferrara, si è visto poco. Al suo posto Seminerio, colui che ha messo l'assist ad Anello in semifinale, che ne è valso il gol della vittoria e dell'approdo in questa partita contro Bari. Bari che adesso attacca, si muove con Raimo, un po' troppo largo. Nuova possibilità con Facchini, Bisceglie, rimessa laterale. Raimo, tanta pressione, il passaggio riesce per continuare la manovra, poi conclusione che finisce larga. A questo punto in casa Bari in panchina c'è un'autogestione con una delle riserve in piedi a gestire la squadra in campo, dato che, lo ricordiamo, pochi minuti fa è stato espulso l'allenatore Pasquale Loseto. Nessun fallo, è rimessa laterale per Palermo. Gigante vuole rassicurarsi di non aver commesso fallo, infatti parla con l'arbitro. Rimessa Palermo con Campagna, rimessa Bari. Anello parla con Gigante. Adesso proposta lunga, pallone che finisce in tribuna. Rimessa laterale per Bari. Da battere un po' indietro rispetto alla presenza di Marasciulo. Insegue Filograno, pallone nuovamente fuori. Rimessa effettuata, attacco. Una proposta e c'è il fischio dell'arbitro. C'è il calcio di rigore per Bari. Fallo subito da Marasciulo. In 4 a protestare. L'arbitro non ha avuto dubbi, ha indicato il dischetto e allora Bari avrà la possibilità di riportarsi in vantaggio. Il fallo subito da Nicolò Marasciulo. Pallone posizionato sul dischetto da parte di Gigante. Calcerà lui. Viene incoraggiato Laertes Carici dai compagni. Adesso tutto affidato a Gigante contro Scalici. La finta e il gol. Bari di nuovo in vantaggio grazie a Gigante che fa 2-1 al 60°. Rigore trasformato tranquillamente. Lui che è stato protagonista in semifinale nelle 3-2 contro Foggia. Doppietta decisiva che ha ribaltato le sorti di quella partita. Adesso segna il rigore del 2-1. Rigore concesso da Palermo. Bari nuovamente in vantaggio.
per come si stava mettendo la partita, nessuna delle due squadre ha dimostrato fino a pochi minuti fa di saper colpire, di essere in grado di costruire qualcosa di importante per segnare. Il rigore poi trasformato ha permesso a Bari di fare quel gol in più rispetto a Palermo, che adesso avrà il compito di rispondere per come ha fatto durante i primi 45 minuti di gioco. Fallo commesso da Calabria e punizione Bari. Fase da non sottovalutare della partita. Da capire anche la gestione delle energie. Se vuole Bari può pensare di spingere adesso, magari conservarsi per dopo, per il finale, dove presumibilmente Palermo cercherà di lottare per il pareggio. Il recupero della squadra in maglia fucsia. Arlotta, muscolino, fallo sì di Facchini. Punizione battuta subito con l'avversario davanti, ammonizione per Raimo, che ha intralciato ha rischiato anche nel primo tempo. Adesso l'arbitro ha avuto la possibilità concreta di estrarre il cartellino giallo alla classe 92. Napoletano, passaggio profondo, va a spallate, Filograno nel tentativo di superare la difesa di Palermo, nello specifico con Butticè, che adesso prende palla. Tacco e Palermo gira, palla, lo fa adesso in fascia con Anello, che prova il sombrero, va avanti fino in area di rigore, fermato. Intervento da dietro pericolosissimo di Maltese, ha preso il pallone per la fortuna di tutti contro Pirolo. La battuta di Marasciulo, pallone schiacciato, anticipato però Gigante. Rimessa Bari. La battuta di Marasciulo, servizio dietro, non può far tanto Bisceglie, si arriva dalle parti di Facchini,
Pallone morbido, se la chiama Scalici. Rinvio lunghissimo e deciso verso Muscolino, risponde Regalino, probabile fuorigioco, infatti Muscolino non si muove più di tanto. E pallone che arriva dalle parti di Fino. Adesso Capitan Bisceglie, Pirolo, lo scambio con Gigante che subisce un contrasto, cercato Marasciulo, duello assieme a Campagna, aggira tutti Calabria, finisce a terra, pallone fuori ed è calcio d'angolo. Dalla bandierina Gianmarco Pirolo, il suo destro gira tanto, c'è un fallo in attacco pericoloso. Arrivano i volontari della Croce Rossa. Spray. Dai, da bene. Nick. Anche un po' d'acqua per tutti, il caldo si fa sentire. Non solo da bere ma anche in testa per rinfrescarsi e soffrire meno il sole. Tutto ristabilito per Maltese, che viene accompagnato verso la zona della propria panchina. C'è allo stesso tempo cooling break. Bari infatti va a radunarsi nella sua di panchina con i biancorossi che sono avanti nel punteggio 2-1. Sta decidendo il calcio di rigore trasformato da Gigante al 60°.
di nuovo in campo per questi ultimi 20 minuti da giocare alla Favazza di Terasini. C'è sempre la finale della Coppa Italia di questa 2 giorni riservata a commercialisti ed esperti contabili. Occhio a Palermo, Muscolino, Murato, altro tentativo di Arlotta, la parata di Fino, occasione importantissima per Palermo, una doppia chance. Qui stavolta l'intervento è decisivo in difesa, ci è andato duro Marasciulo. Nessun cartellino estratto dall'arbitro. Un fallo molto da Moviola, se vogliamo, perché c'è stato il contatto con il pallone ma l'entrata non era sicuramente tranquilla di Marasciulo, con Favatella a terra, spray anche per lui. E sarà calcio di punizione per Palermo. Ragazzi, da questa parte uno da questa parte. Batte Arlotta, colui che ha avuto l'opportunità poco fa. 4 in barriera, va Arlotta verso la porta, Fino con le ginocchia, si è proprio abbassato, portiere classe 68. Giallo. Nel frattempo in casa Palermo è entrato anche il vice capitano nonché allenatore Alessandro Tortorici, classe 78. Spazza Buttice, non pensando ad altro. Altro cambio per Palermo, esce Vassallo, entra Guerriero. Insiste Palermo con il duello vinto da Guerriero. Deviazione che non c'è per l'arbitro. E allora rimessa dal fondo per Bari, che deve resistere l'ultimo quarto d'ora prima di portarsi a casa la Coppa Italia. Palermo ha avuto una doppia chance considerevole pochi minuti fa. Sulla palla qui Favatella, giocata di Bisceglie, allarga tutto, stava trovando Pirolo, lo cerca Gigante, Pirolo rincorre, la mantiene in campo, sì, cross da parte sua, colpo di testa ad allontanare da parte di Palermo. Marasciulo batte la rimessa laterale, Gigante, sponda di testa, cerca Filograno a terra.
Roberto Ricci. E punizione già battuta. Butticè. Viene incontro Seminario. Passaggio errato, riparte Bari, Pirolo conduce l'azione, il pallone arriva nella zona di Raimo, lo perde all'ultimo. L'apertura di Favatella lungo la fascia, non la può raggiungere Seminario. Fallo laterale. E allora riparte Bari. La voglia di Palermo è cresciuta, ma dall'altro lato della bilancia ci sono le fatiche che si fanno sentire. In tutto questo Bari non molla, non ha pensato di chiudersi in difesa. Prova a correre, Raimo anticipato da Butticè. Cambio per Palermo, esce Muscolino. Al suo posto Gaiano, classe 85. Angolo Bari. Va Pirolo a battere. Con il suo destro di testa non la prende nessuno. La riprende Marasciulo. Finisce fuori. Altro servizio in verticale, Arlotta cade, fallo e cartellino. Giallo. All'indirizzo di Regalino, ammonizione. Palermo ha questa punizione, 2 in barriera. La battuta in mezzo secondo palo, rischio di autogol di Bisceglie. Per sua fortuna c'è Fino che la devia in angolo. Fino risponde anche ai compagni che provano a ostacolare il suo contributo per difendere questo vantaggio. La battuta dell'angolo, si cerca un fallo, anche un colpo di testa debole di Seminario. Ha rischiato di farsi male da sola Bari.
riflessi importanti quelli di Nicola Fino a tradirlo. È stato per poco il proprio capitano Nicola Bisceglie. Diaci un pochino meno, più recupero per Palermo. E c'è il calcio d'angolo. Occhio! Ognuno al suo! Carlotta dalla bandierina. Il colpo in mezzo, nessuno da andare lì a spingere la testa verso la porta. Tortorici, tocco in fuorigioco. La battuta di Regalino. La prende alla fine Pirolo, si scontra, perde il duello, recupera Palermo. Lancio profondo, la ricorre Anello, la prende Anello, poi l'intervento di Regalino, arriva anche Fino, che poi se la va a prendere, si prende gli applausi della propria panchina. Rinvio un po' così di Fino. Chiede scusa. Stavolta sceglie l'opzione altezza. Marasciulo. Pirolo. Buon intervento da parte di Calabria, pallone però regalato a Pirolo. E allora nuova possibilità per Bari. Bisceglie. Ci pensa ancora Palermo con Tortorici. Nuovo passaggio, è partito oltre la linea dei difensori Gaiano, abbondantemente oltre. Marasciulo è libero, Gigante, passaggio in verticale che non va per pochissimo verso Filograno. Intervento falloso qui ai danni di Anello, punizione. Entriamo negli ultimi 5 minuti. La battuta a trovare i compagni, conclusione da fuori di Anello! È sempre lui! Ha segnato di nuovo! Alberto Anello! Palermo pareggia 2-2! Una perla da fuori che stavolta non l'ha trovato fino a respingere il colpo del Cross 2000
Ci pensa la gioventù ad aiutare questa squadra. A 5 dalla fine. Due pari e allora prende campo l'ipotesi dei tempi supplementari per questa finale di Coppa Italia tra Palermo e Bari. Di nuovo parità. Sembrava fatta e invece ha segnato Anello. Filograno fermato da Butticè con fallo. Finiscono entrambi a terra. Molto arrabbiato Favattella con la decisione. Spray anche per Butticè. Punizione Palermo. Batte Tortorici. Per estrema calma Butticè. Largo. Cross in mezzo un po' lungo per permettere il colpo sul secondo palo. Colpo di testa importante di Arlotta in due ad intercettare quel pallone. Adesso riproposto da Favattella in aria, colpo pericoloso sul Regalino. Punizione stavolta per Bari, ultimo minuto, poi sarà recupero. Al momento per questo tempo regolamentare, che così si andrebbe ai supplementari. Sono 10 minuti per tempo ai supplementari. Attaccante aggiunto Anello a questo punto per Palermo. Arlotta, giocata, ne prova un'altra, si prende la punizione. Fallo di Napoletano. Butticè. Calabria. Profondo, si cerca la sponda, occhio ad Anello in profondità, prima Fino. Anello si era fermato quando il pallone è già diretto verso il portiere, più che al portiere che a lui.
servizio profondo a cercare Seminerio, non riesce però ad arrivarci. Siamo nel recupero, si gioca ancora a oltranza, 2-2 il parziale, botta e risposta con Bari che è passata 2 volte in vantaggio, recuperata altrettante volte, con Palermo che ha fatto un gol su azione in più rispetto a Bari che ha trasformato il rigore che ne è valso il momentaneo 1-2. Rimessa Palermo, Guerriero, si fa vedere Butticè e invece viene servito Arlotta, cambio rimessa, non è piaciuta la battuta all'arbitro e si decide di terminarla qui con soli 2 minuti di recupero. Si va ai tempi supplementari, 2-2 tra Palermo e Bari, il vantaggio di Raimo al terzo, per Bari il pareggio di Maltese al 27esimo, Bari si riporta avanti al 60esimo con Gigante su rigore, il pareggio a 4 dalla fine all'86esimo di Anello. Noi ci ritroviamo tra poco per i tempi supplementari, sempre in diretta da Terrasini. Ma porca miseria. Ma commento io la finale. Che tu sei capace di fare supplementari, rigori, 40 rigori. Mamma mia. Commento io la finale. E almeno 3-1, 5-0, che cazzo. Viva!
tempi da 20 minuti? Da 10. 2 da 10? Si parte. Iniziano i tempi supplementari di Palermo-Bari, finale di Coppa Italia per quanto riguarda la 2 giorni dedicata al torneo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Qui il tentativo di Anello, colui che ha permesso tutto ciò, ovvero di portare la sfida a ulteriori 20 minuti da giocare, 10 per tempo. Suo il gol decisivo nella semifinale contro Salerno, suo il gol del 2-2 quando Bari è passata in vantaggio al terzo con Raimo. Palermo pareggia con Maltese al 27esimo, risponde Gigante al 60esimo su rigore, Anello segna all'86esimo a 4 dalla fine rispetto al 90esimo per il 2-2 che ha portato questa finale di Coppa Italia ai tempi supplementari. Si doveva andare verso la vittoria del Bari in base a ciò che aveva proposto il campo, poi la doppia chance per Palermo e Anello infine ha trovato il jolly dalla distanza. Bari tra l'altro ha rischiato anche di farsi autogol da sola con il colpo di testa di Bisceglie deviato da Fino in angolo, Fino che ha effettuato anche una parata con le ginocchia per difendere il risultato. Non ha potuto nulla però alla conclusione del classe 2000 Alberto Anello, uno dei due 2000 di Palermo assieme a Seminerio, entrambi nati dal 2000 in poi in squadra. Anche considerando la rosa di Bari convocata per oggi, dato che sponda biancorossa sono tutti nati nel corso degli anni del 1900, senza nessuno nato oltre il 2000. In precedenza c'è stata la finale per il terzo e il quarto posto con la vittoria di Foggia su Salerno per 3-1. Ancora è incerto il primo posto e di conseguenza il secondo in questo podio della Coppa Italia, con Palermo e Bari a contendersi il titolo. Per quanto riguarda invece il percorso dello scudetto, finale terzo e quarto posto di fatto annullata con la vittoria a tavolino di Napoli su Benevento, 3-0 per rinuncia del Benevento, di Benevento, dato che si è presentata con 12 uomini nella semifinale contro Bergamo, persa 5-0.
Dunque Napoli che si prende il gradino più basso del podio. Finalissima scudetto. Bergamo, Catania in programma alle ore 16:30. Sempre di questo lunedì 2 giugno 2025. Dunque programma ridotto da 4 a 3 partite. E noi di Sportisili siamo qui per raccontarvele. Dai Marco! Marco! Chiama Gianmarco! Rimessa laterale per Palermo, che attacca da destra a sinistra dei vostri schermi. Viceversa Bari. Bisceglie lascia tutto a Marasciulo. Pallone in fascia con questo diagonale in area di rigore, il controllo di Gigante, spalla alla porta, finisce a terra, pallone raccolto adesso da Bisceglie, cross da fermo in profondità, esce Scalici. Ricordiamo anche che Bari ha subito l'espulsione del proprio allenatore Pasquale Loseto per proteste. Che recupero di Bisceglie qui da terra con passaggio verso Napoletano, che poi effettua l'errore nella scelta successiva. Butticè, Favatella, il possesso di Palermo, già superata la metà di questo primo tempo supplementare. Si giocano 10 minuti, non 15 come succede di solito nel calcio. Anello è da solo in quella zona di campo, servizio al limite dell'area, tiro deviato, esce fino. Ci sono però dei crampi per un giocatore di Bari. In particolare di Marasciulo stiamo parlando. Tempo che non si sa se verrà recuperato, perché l'arbitro è stato abbastanza leggero con il recupero sia nel primo che nel secondo tempo regolamentare, quindi potrebbe fischiare anche al decimo. E finirla lì. Oppure stessa situazione con un recupero più corposo nel secondo tempo supplementare. Occhio a questo filtrante, controllo in area, servizio al limite per il mancino che poi non viene scaricato verso la porta. Ce n'è un altro ribattuto a Gaiano, poi la caduta di Bisceglie. Rimessa per Bari, Facchini, cross
direttamente su Scalici, un passaggio per il portiere avversario. Ultimo minuto di questo primo tempo supplementare. Pirolo ha allargato per Gigante, cross in mezzo Scalici, leggermente più impegnativa questa uscita con Filograno che era andato ad attaccare il secondo palo. Ancora Facchini, sponda verso Bisceglie, ce la fa colpirla? Si continua a giocare. Pirolo si ferma, serve Gigante che poi la butta fuori. Nel frattempo Bisceglie si era ripreso, c'è però un giocatore di Palermo a terra. E arriva anche qualche discussione in mezzo al campo, nello specifico parlano Raimo che ha il giallo addosso e Gaiano. Quindi si rischia, insomma. Tutto questo alla fine del primo tempo supplementare. Rosso per Napoletano, Bari in 10. E invece l'espulso è Raimo. Che protesta verso l'arbitro. Colpo proibito. E Bari che sarà costretto a terminare la propria partita in 10. Dunque espulso Raimo e con questo episodio finisce anche il primo tempo supplementare, si rimane sul 2-2. Lo stupidino nella panchina di Palermo che sta facendo il coglione col loro portiere, ma tipo dal secondo tempo, dal primo tempo. Mamma mia. Ma nelle riprese l'avete visto che è successo? Qua Non si è visto. perché c'erano più focherelli, No, ma con la restrizione non si è capito. credo con No, lì con Tottovici, perché tu vedevo che si battibeccava con Angelo Cavani. che si è provato di capire lì. Solo che devo mettere
Prova a rassettare un po'. Eccoci. Secondo tempo supplementare con il 2-2 tra Palermo e Bari che persiste, ma il Bari ha avuto un'espulsione in squadra, ovvero quella di Raimo, che costringe i biancorossi a giocare questi 10 minuti che rimangono in 10 uomini. Raimo stesso ha portato avanti Bari al terzo, il pareggio di Maltese al 27esimo, il gigante ha trasformato il rigore dell'1-2. Qui cerca di coordinarsi, cade in area, ha pareggiato Anello all'86esimo. Qui la conclusione lenta di Pirolo, bloccata da Scalici. Alla fine del primo tempo supplementare, come dicevamo, l'espulsione di Raimo. Incoraggia i suoi dalla porta, Laerte Scalici. Cross in mezzo di Calabria, colpo di testa, diventa un assist per provare un controllo. Niente da fare per Palermo, squadra in maglia fucsia. Passaggio in profondità, Seminerio la rincorre e riesce a conquistare l'angolo. Ed adesso tutti o quasi a saltare. Dalla bandierina Antonio Arlotta parte adesso sul primo pallone, non arriva nessuno. Tortorici sotto porta, Anello in fuorigioco. Chance Palermo. E con il passare del tempo ha avuto più occasioni, se la sta giocando nel meritare quel gol in più che manca rispetto agli avversari che non è mai arrivato nel corso di questa partita, perché Palermo ha sempre rincorso, ha risposto 2 volte, ha
a terra Butticè, si continua a giocare, perde palla, Bari con Pirolo, Marasciulo in profondità si lotta nel giro di pochi metri, adesso avanza Pirolo, non va fino in fondo a tal punto da effettuare il cross, si rimane al limite con Palermo che spazza, la va a rincorrere Seminerio che è più fresco di Gregalino che la butta fuori. Palermo spinge, gioco fermo con un giocatore di Bari a terra. Si rialza adesso Marasciulo. Bari che sta finendo questa partita a pezzi. Cartellino rosso, Marasciulo esce per infortunio. Di tutto ciò subisce le opportunità che sta avendo Palermo. Entra De Biase, classe 77. Non riesce a continuare la propria partita Marasciulo. De Biase che a luglio farà 48 anni. E Bari che restituisce palla a Palermo, ultimi 4 da giocare, più recupero. Tortorici, Butticè, il passaggio arriva in tempo per questa proposta sulla fascia fino prima di Gaiano. Il rinvio del portiere di Bari che si fa male nel momento in cui va a effettuare il calcio sul pallone. Per esserci la riserva c'è per Bari, ovvero Costantino Ranieri in panchina che si sta preparando. E Bari che continua a perdere pezzi. Quasi sicuro il cambio perché Ranieri si sta mettendo i guanti. Molto lavoro per la Croce Rossa oggi. Però Fino ha fatto una grande partita perché ha compiuto interventi notevoli. Ricordiamo quello con le ginocchia, il salvataggio sul proprio capitano Bisceglie che ha rischiato l'autogol nel corso del secondo tempo. Adesso esce per infortunio, zoppica anche lui come Marasciulo qualche minuto fa. Prontissimo a entrare Costantino Ranieri, classe 80. Esce tra gli applausi invece Nicola Fino, classe 68. Non poteva fare e chiedere di più.
il 5 tra i due portieri e l'abbraccio con l'ingresso in campo di Ranieri per questi ultimi 2 minuti che in realtà sono passati per la metà, quindi ultimo minuto più recupero. Il rinvio di Ranieri. Stavolta nessuna conseguenza, ma Palermo riparte subito. Non può portare palla più di tanto Arlotta. Avanti Pirolo, finisce a terra. Bari si prende una punizione che potrebbe essere importante. Batte Gigante, manca veramente poco. Dopodiché saranno rigori. Gigante in mezzo, colpo di testa e un fallo in attacco. Due di recupero, iniziati da 15 secondi. Lancio profondo a cercare Gaiano, risponde l'altro numero 21 Regalino. Anello prova a metterla giù, finisce fuori. Bari sta venendo fuori in questo recupero. Con questo possesso prima quella punizione che non si è concretizzata come tante altre. Rimessa lunga di Facchini. Napolitano cerca di recuperare, invece no. Contropiede o quasi per Palermo. Seminerio, c'è Gaiano in avanti, Seminerio sprinta, area di rigore, prova il cross ribattuto da Pirolo, calcio d'angolo. Si batte con discreta fretta Anello, però è inginocchiato. Forse una tattica o altro. Si cambia però il battitore. Il cross in mezzo di Arlotta, esce Ranieri, tentativo di rovesciata di Butti, c'è poi la conclusione da fuori. Ranieri, la porta del Bari è di Bari, è una sicurezza tra Fino e Ranieri, ma non è finita. Calcio d'angolo, secondo palo non c'è nessuno, ultimo tocco di Regalino, ma c'è il triplice fischio, 2-2 uguale, calci di rigore e Bari si complimenta con il proprio portiere che ha salvato il risultato nel tempo di recupero. Ranieri che qualche minuto fa ha preso il posto di Fino e si è fatto subito trovare pronto. Dunque calci di rigore. Scrivi ultima azione. Tra Palermo e Bari, chi trionfa alzerà al cielo la Coppa Italia.
Si inizia con i calci di rigore, il tiro parato da Scalici, calciato da Bisceglie, si parte con il botto, rigore sbagliato per Bari. Si resta sullo 2-2, sbaglia il capitano. La parata di Scalici. Adesso Arlotta per Palermo. Arlotta pesca l'angolino, c'è il gol di Palermo. Tre a 2 nel totale. Adesso l'altro numero 4, Gianmarco Pirolo, il più giovane in campo per Bari. Pirolo, stavolta Scalici è immobile, 3 pari, ma Palermo deve ancora calciare e lo farà con Anello. Anello segna anche lui il gol di Palermo, che abbraccia anche Scalici. 4-3. Due a 1 se consideriamo soltanto i calci di rigore. Adesso Marco Napoletano per Bari. Battuta corta, alta in curva. Secondo errore di Bari. Si rimane sul 4-3. Ha battuto troppo di fretta Napoletano. Consolato da Regalino. Il numero 8 biancorosso. Adesso Palermo ha la possibilità di allungare. Va Gaiano alla battuta. Non vuole guardare Scalici. Gaiano, ci arriva Ranieri, sbaglia anche Palermo, si rimane sul 4-3. Anche Palermo conosce l'errore dal dischetto e adesso tocca Gigante, colui che segnò il momentaneo 1-2 proprio dagli 11 metri al 60°. Trascinatore in semifinale contro Foggia. Quarta serie di rigori. Gigante deciso in porta. 4 pari. Adesso batte Angelo Calabria per Palermo. Calabria, la rete, ed è 5-4 con Palermo che resta in vantaggio. Adesso la quinta serie di rigori. E sfida
tra portieri, batte Ranieri contro Scalici. Ranieri, destro parato da Scalici e Palermo esulta, è Laerte Scalici, l'eroe di questa finale. Palermo trionfa contro Bari 5-4 dopo i calci di rigore. Tutti ad abbracciare il portiere classe 88 che è stato protagonista anche nel primo tiro di Bari in questi tiri dagli 11 metri. Finisce a terra, tutti su di lui, tutto l'affetto di Palermo su di lui. La Coppa Italia è della squadra di Alessandro Tortorici. Bari che ha fallito 3 dei 5 rigori nella fase finale di questa partita. Una vittoria soffertissima, tutta in rimonta, perché Bari si era portata avanti per ben 2 volte, segnando anche dal dischetto con Gigante. Il gol di Anello all'86esimo ha ribaltato tutte le speranze. Bari che è rimasto in 10 alla fine del primo tempo supplementare. L'espulsione per Raimo, l'autore del primo gol al terzo minuto, potremmo dire tanto tempo fa. La partita portata fino ai calci di rigore, dove Palermo ha trionfato 5-4 in totale. Il coro è chiaro, con Palermo che festeggia la vittoria di questa Coppa Italia all'interno di questa manifestazione riservata all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In semifinale superata Salerno 1-0 grazie ad Anello. In finale superata Bari 5-4 dopo i rigori grazie ad Anello, che l'ha portata fino a questo punto. Poi il trionfo della squadra di Tortorici con le parate decisive di Scalici. Da capire se ci sarà la premiazione adesso oppure dopo, in concomitanza con la premiazione della finale scudetto tra Bergamo e Catania. Lo capiremo prestissimo, sembra di no, e allora tutto rinviato a dopo. Noi vi lasciamo, vi diamo appuntamento per la finale scudetti in programma alle ore 16:30 tra Bergamo e Catania, sempre in diretta dal Salvatore Favazza di Terrasini. Grazie ancora, ciao da Salvo Geraci.